E iniziamo, ciao Alfonso! Carissimo! Come va? Tutto bene? Benissimo, grazie. Una nuova puntata. Con noi questa sera chi abbiamo? Ma infatti volevo dire ci sono anche io. Allora ti do 3 secondi per presentarti. Via! Ciao, sono Marco Montefusco, DJ residente della Sala Gola. Perfetto. Bravo. Marco Montefusco, come iniziano le serate al Gola? Prima con la musica e poi con la presentazione. Ebbene, dopo la presentazione è il momento di parlare della So Much, un ambiente esclusivo di quest'anno, quindi nuova apertura, caro Marco. E che troviamo nella So Much? Troviamo Gigi Squillante che propone la musica alternativa, quella più di tendenza. Perfetto, a voi So Much! Siamo all'interno della sala So Much e siamo in compagnia di Gigi Squillante. Ciao Gigi! Carissima Carmen, è una grande serata come sempre a So Much, tra un po' io comincio a suonare, è ancora un grande sabato, ancora una grande esperienza in questa stagione 2008-2009 con la Pupe Pupe Management. Dicevo una grande esperienza perché il Privé So Much è nato quest'anno ed è un po' la prosecuzione di ciò che da anni avviene già al Dolce Vita, praticamente una sala dedicata a tutto ciò che è il sound alternativo. Quindi non posso fare altro che invitare i nuovi telespettatori della nostra trasmissione a seguirci in televisione, ma a seguirci innanzitutto il sabato qui al Gola con il Privé So Much e io sono Gigi Squillante. Ciao! E dopo il Privé So Much con Gigi Squillante incontriamo subito Carmen che allo Ion ha effettuato un sondaggio. Abbiamo parlato della forma fisica, abbiamo parlato della bellezza, abbiamo parlato di quello che sarà l'estate. Come voi sapete benissimo, il Dolce Vita aprile a maggio, quindi l'estate è alle porte. È alle porte. Parliamo di forma fisica, ce ne parla Marco Montefusco. Cascate malissimo perché io sono per la forma mentale, non fisica. Mente sana, corpo sano. Esatto. Giusto? Ma no corpo sano, mente sana, quindi. Vediamolo Ion! Buonasera Carmen, buonasera a tutti i telespettatori, benvenuti allo Ion World Club anche questo sabato notte. Sta per cominciare l'ennesimo sabato notte cool and chic d'Italia. Cosa aspettate a venire? Vi aspettiamo sempre numerosi. Il tema della serata è: quanto conta per te la forma fisica prima dell'estate? Beh, sicuramente è molto importante, l'importante è soprattutto stare bene con se stessi. Beh, sicuramente è molto importante per apparire agli altri, a se stessi in maniera decente, diciamo. Quanto conta per te la forma fisica prima dell'estate? Conta tantissimo, viviamo in un mondo fatto di apparenza, però oltre a quello ci vuole anche la testa. Io direi che è fondamentale, di estate ci scopriamo, quindi sì, è fondamentale sicuramente. Un bacio da Ernesto, veniteci a guardare. Bene, dopo il sondaggio di questa sera, fatto in radio, in televisione, abbiamo parlato di forma fisica, io penso che sia il caso di andare dal nostro presidentissimo Armando Mirra. Vuoi salutarlo? Vabbè, lo saluto dopo. Armando. Era da qualche settimana che non lo intervistavo, eh? Eccoci. Armando Mirra, Ciao a tutti, come va? Molto bene, Sì. Stasera è una serata veramente incredibile sotto l'aspetto di divertimento, di energia. Siamo davvero contenti perché nelle 3 zone, nelle 3 strutture veramente si respira un'area divertente. Ricordiamo sempre i resident che sono la linfa di questa splendida struttura e in Sala Gola
c'è Marco Montefusco, Enzo Falivene alla voce, Mr. Paul, cantante cristiana. Stiamo facendo delle produzioni molto importanti che poi culmineranno con una compilation che presenteremo in occasione dei 15 anni di attività di Pupi e Pupi Management quest'estate al Dolce Vita. E poi la Sala So Much, dove capitanata da Gigi Squillante come resident, la voce di Ernesto Rocco e di Jasmine, un'altra icona al centro di questa splendida struttura. E poi Ion, il club con la champagneria vastissima, e in console c'è Ciro Postiglione, alla voce c'è Nico P, e dove si respira un'aria veramente diverte, allegra. Poi per continuare ancora, sabato prossimo cosa abbiamo di particolare? Sabato prossimo c'è il ritmo caliente, diciamo l'energia pura del divertimento brasiliano, targato Danny De Godoy, un artista veramente internazionale, una voce incredibile, cantante vocalist sul palco sia del Gola sia del So Much sia di... Per menzionare poi il grande appuntamento di Carnevale? Carnevale 24 febbraio e ci sarà qui come guest Francesco Rossi, che fa parte del Winter Music Conference World, del Miami World Tour, quindi veramente un personaggio di grossissimo profilo, giovanissimo, che sta dando grossi risultati a livello internazionale. Volevo dire che Francesco Rossi, oltre ad essere un grande artista musicale gettonato tra tutte le donne, parla per te, non lo so, cioè... Armando Miera, Francesco Rossi è un modello, è partito come modello, quindi DJ è la seconda attività, però non sapevo di queste attitudini. Complimenti. Dove ci troviamo, Armando? Ci troviamo sulla costa sud di Salerno, diciamo il lungomare che da Salerno porta a Pestum, all'altezza del comune di Ponte Cagnano Faiano, quindi è una location ben rinomata per il sano divertimento. Armando Mira, lui general manager qui al Nono Sonno. Grazie ragazzi. a tutti, Ciao. grazie a tutti, ciao. Ok, siamo giunti alla conclusione di questa puntata. Bravo, Rimandiamo bravo, l'appuntamento bravo, a sabato bravo, prossimo, non bravo. prendete per i fondelli. Bravo, Ok, bravo, grazie. bravo. Con noi questa sera Marco Montefusco, disc jockey qui al Gola, resident. Ragazzi, alla prossima puntata. Bravo Marco, bravo. È stato bravissimo. Alfonso, dove ci ascoltiamo? Su Radio Azzurra Network in tutto il Sud Italia, da mezzanotte alle 4, tanta buona musica. Ok, ciao a tutti. Va bene.